A tutti voi buonasera, bentrovati a questa puntata di Screenshot che vede per protagonista la montagna. Montagna protagonista di diversi episodi di cronaca delle ultime giornate nella nostra regione e poi la tragedia della Marmolada. Montagna estrema, così come lo è stata appunto per questa valanga di ghiaccio, di detriti spaventosa sulla Marmolada, ma montagna estrema venendo a quello che è successo a casa nostra con questa storia di sopravvivenza estrema di Giampaolo Baggio, che è appunto riuscito a sopravvivere in condizioni davvero particolari per una settimana. Parleremo di questo nella puntata di stasera e lo facciamo ospitando in studio, li ringraziamo per essere con noi, due rappresentanti del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Parto dalla mia sinistra, saluto e ringrazio per la sua presenza Raffaello Patat, che è delegato regionale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Buonasera, grazie per essere con noi. Saluto poi Marco Basso Bondini, che è capostazione di Udine del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Grazie intanto per essere qui con noi. Partiamo da questo episodio sconvolgente, da questa tragedia della Marmolada che ha colpito tutto il paese per le proporzioni, per le dimensioni e poi perché si parla di una tragedia legata ai cambiamenti climatici. Ha sconvolto un po' tutti noi quello che è successo nella Marmolada per le proporzioni dell'evento, per il numero di persone coinvolte, peraltro anche con alcuni esperti. Ecco, proprio da esperti come state guardando, come avete seguito le vicende nelle ultime giornate della Marmolada? Beh, è stato sicuramente un evento che ha messo alla prova sia i soccorritori che tutte le persone che sono state coinvolte in questo soccorso. Diciamo che gli eventi in ghiacciaio sono sicuramente legati anche al cambiamento climatico, perché i ghiacciai sono, diciamo, i primi a risentire di queste variazioni. L'evento in sé poi, purtroppo, viste le sue dimensioni, ha coinvolto parecchie persone, parecchi escursionisti che erano proprio di passaggio lì sotto, quindi è stato un evento abbastanza impattante, diciamo così. Assolutamente sì, sentir parlare poi di un evento di questo tipo collegato poi ai cambiamenti climatici fa davvero grandissima impressione. Diventa l'occasione anche per capire che cosa c'è ancora nel nostro territorio, perché poi magari non tutti sanno che dei ghiacciai esistono anche in Friuli, Venezia Giulia, ce ne sono due. Sì, ce ne sono due che sono ancora studiati e vengono studiati continuamente da varie università a livello regionale e anche fuori dalla regione. Lo troviamo sul Montasio e sul gruppo del Canin, diciamo che non hanno niente a che fare, diciamo, come dimensioni e come massa volumica con quelli della Marmolada, però insomma sono fonte, diciamo, di vanto almeno per il nostro territorio e vengono tuttora studiati, ecco, da parecchie persone, insomma. Quello che ci pare di capire non sono meta di escursionisti, non sono sicuramente meta turistica, però l'attenzione da parte degli studiosi è grande perché l'evoluzione dei ghiacciai ci racconta molto anche no, di quella che è un'evoluzione in termini molto più generali. No, sono un termometro istantaneo, insomma, delle variazioni, ecco, climatiche. Vado da Raffaello Patat perché l'abbiamo sentito ripetere più volte in questi giorni: in montagna il rischio zero non esiste, la prudenza deve guidare tutti, anche gli esperti poi, è così? Beh, è chiaro, quando andiamo in montagna dobbiamo mettere in preventivo che entriamo in un ambiente dove ci sono dei pericoli, sta a noi cercare di limitarli il più possibile. Eliminarli o ridurli a zero non esiste, la possibilità di non avere pericoli non esiste, dobbiamo fare in modo di avvicinarci il più possibile ad un livello basso di pericolo. Questo lo facciamo chiaramente con l'esperienza, con la conoscenza del territorio, lo facciamo inizialmente affidandoci a delle persone preparate, e lo facciamo preparando la nostra escursione in modo diciamo attingendo le fonti diciamo,
più buone, no? Dove possiamo attingere al tipo di percorso che possiamo fare, possiamo vedere il tipo di difficoltà che dobbiamo affrontare, quindi l'attrezzatura di cui dobbiamo unirci. E quindi possiamo vedere anche i risvolti relativi alla meteorologia, no? Perché sappiamo benissimo che in montagna le condizioni meteorologiche sono mutevoli in maniera repentina, a differenza della pianura, no? E questo lo stiamo vedendo anche in questi giorni, no? Si passa dal sole all'acquazzone improvviso che, se ti coglie in condizioni particolari, quali sono appunto quelle della montagna, sicuramente può avere degli effetti molto importanti. C'è da dire che è aumentata anche la frequentazione delle nostre montagne, c'è più attenzione, c'è più desiderio di conoscersi alla prova, magari anche la volontà di mettersi alla prova con percorsi di difficoltà sempre maggiori, però ecco, non basta avere l'attrezzatura adeguata e così improvvisarsi escursionisti. In montagna improvvisare mai, verrebbe da dire. Beh, l'improvvisazione io penso che sia una cosa che non va d'accordo con la montagna. La montagna va affrontata in modo graduale. È ovvio che se si vuole migliorare, se si vuole progredire nel percorso alpinistico, si deve puntare a qualcosa di più, però la progressione deve essere fatta in modo graduale. Bisogna cercare di fare il passo lungo come la gamba e ogni volta che si vuole migliorare di un po' alla volta, magari appunto affidandosi a delle persone più esperte. E non facendo da autodidatti delle cose che comunque comportano dei rischi, appunto. Come sempre la consapevolezza anche di quelli che sono i propri limiti è importante per prendere delle decisioni coerenti, no? Che possono salvarci la vita veramente. Chiaro, non è facile capire i propri limiti sempre, questo però l'esame soggettivo, personale deve essere molto scrupoloso, ci può essere anche la giornata che non è quella adatta per andare in certi posti a livello personale, ci può essere una giornata che proprio non si è in forma a livello fisico, anche a livello mentale, perché sappiamo benissimo che la testa governa tutto il resto del corpo e quindi può essere la giornata che mentalmente siamo non all'altezza e quindi bisogna saperla riconoscere nel momento giusto e non troppo tardi, perché altrimenti ci si può trovare in situazioni veramente a rischio. Quello che abbiamo visto anche negli ultimi giorni qui nella nostra regione, e succede con l'inizio della bella stagione, no? Che tante persone decidono magari di affrontare la montagna, e di persone che sono state soccorse dopo essere finite nei guai perché magari hanno deciso di affrontare la montagna, magari percorsi, sentieri non proprio alla loro portata, ma anche con un abbigliamento che è molto lontano dall'essere quello adeguato, no? Scarpette da ginnastica, l'abbigliamento di quella che potrebbe essere una gita in città o in collina, però in condizioni che sono decisamente diverse. Gli episodi sono tanti, sono diversi, abbiamo visto anche nell'ultimo weekend che cosa è successo nel nostro territorio. E chiaramente se vogliamo frequentare l'ambiente della montagna dobbiamo equipaggiarci per essere preparati a qualsiasi tipo di terreno, qualsiasi tipo di condizione meteorologica, e quindi chiaramente la calzatura è indispensabile che sia la più performante possibile, soprattutto per quanto riguarda la suola, che abbia una suola molto buona, e poi che sia alta o bassa come calzatura, lì dipende dalla persona. Chiaramente non è che i tempi degli scarponi alti con i calzettoni rossi e gli Zuava è un po' passata, adesso abbiamo delle scarpe anche basse che comunque tengono il piede molto bene e sono magari anche fatte con del Gore-Tex, quindi che permette l'impermeabilità del piede, quindi della scarpa. E dopodiché comunque tutto il resto dell'attrezzatura deve essere calcolata per quello che si vuole fare, e comunque non si deve mai dimenticare la classica giacca a vento, qualcosa per coprirsi, perché appunto le temperature cambiano repentinamente. Nel caso si dovesse passare una notte alla ghiaccio, le temperature sono molto basse anche adesso che è il mese di luglio, che di giorno qua soffriamo. Abbiamo sentito anche il ragazzo lì che è stato fuori che durante la notte comunque lui ha patito del freddo, quindi bisogna sempre tener conto che nell'arco della giornata l'evoluzione delle temperature e delle condizioni può cambiare. Stessa cosa vale per l'alimentazione, per quello che si deve portare dietro prima cosa da bere, dei liquidi, soprattutto adesso che le temperature sono alte, che sudiamo molto, e quindi cercare di calcolare e di non sottovalutare
tutte queste cose a partire dall'equipaggiamento fino ad arrivare all'alimentazione. Una curiosità, fatti 10 vostri interventi, vogliamo dare qualche numero? Quali sono le ragioni principali che spingono a voi a mettervi in marcia per andare a soccorrere appunto persone? Quali sono le cause principali? Allora, i dati principali ci dicono che il cliente, chiamiamolo così, fra virgolette, non è una bella parola, però concedetemela, la persona che viene più soccorsa in montagna a livello nazionale, questo è l'escursionista. Questo è dato anche dal fatto che l'escursionismo è l'attività più frequentata, quindi che coinvolge la maggior parte delle persone. A ruota ci sono altre attività tipo l'alpinismo, tipo anche attività nuove degli ultimi anni, quali possono essere il parapendio, il deltaplano, attività con la mountain bike nei vari sentieri di montagna e quindi attività un po' nuove rispetto a quelle che erano una volta. L'escursionismo continua a essere la fascia di persone dove c'è la maggior parte degli interventi e lì nell'escursionismo maggior parte delle volte abbiamo delle problematiche legate ai piccoli infortuni, legate a piccole cadute oppure legati alla perdita del sentiero. Invece per quanto riguarda l'alpinismo abbiamo avuto anche recentemente un caso di un incidente in parete che quello diventa una cosa molto più complessa e più difficile da affrontare. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, poi rientreremo in studio e parleremo di questa storia della quale si è parlato a livello nazionale, la storia di Giampaolo Baggio, si è detto una storia di sopravvivenza estrema in montagna, 7 giorni di sopravvivenza prima di essere appunto individuato, trovato e portato in salvo. Ne parliamo dopo la pubblicità, tra poco. Di nuovo insieme in studio questa sera con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, stiamo parlando di montagna estrema, siamo partiti dalla tragedia della Marmolada per parlare poi dei 2 ghiacciai che ci sono nel nostro territorio, Canin e Montasio. Abbiamo capito che si tratta di ghiacciai che non sono meta di escursioni, che non sono meta di turismo, ma che sono particolarmente attenzionati dagli studiosi proprio per quanto ci raccontano anche dell'evoluzione pure del clima nel nostro paese. Abbiamo parlato poi anche dei tanti interventi che vedono protagonista appunto il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, spesso costretto a intervenire perché ci sono persone che affrontano la montagna senza le dovute accortezze. Come detto, adesso parliamo della storia che ECO ha avuto anche a livello nazionale di Giampaolo Baggio, che è riuscito a resistere in condizioni estreme per 7 giorni in un punto insomma non proprio felicissimo del Mataiur. Tanta apprensione evidentemente perché con il passare del giorno aumenta insomma la preoccupazione, forse anche le speranze di ritrovare le persone vive ma soprattutto anche in condizioni di buona salute, insomma sappiamo come va in questi casi. Chiediamo allora a Marco Basso Bondini di raccontarci un po' questa storia sin dall'inizio, dalla prima allerta e quella che è stata l'evoluzione. Boh, è stata una settimana lunga, diciamo così, nel senso che questi tipi di ricerche, perché si tratta effettivamente di una ricerca di una persona dispersa in montagna, richiedono molta energia e molta disponibilità anche del personale, non solo del soccorso alpino ma anche dei vigili del fuoco che hanno collaborato per tutti i 7 giorni insieme a noi, abbiamo condiviso diciamo tutta l'apprensione, i momenti insomma duri durante questi 7 giorni. E diciamo che siamo partiti lunedì con la speranza di trovare la persona in un tempo abbastanza breve. Diciamo che adesso con le tecnologie di cui disponiamo, sia dal punto di vista dell'utilizzo di elicotteri e di altri mezzi, altre tecnologie, riusciamo a ridurre i tempi e ad essere efficaci fin da subito. Questa volta, diciamo, già da subito abbiamo capito che mancavano delle informazioni, mancavano diciamo degli indizi, no, che potevano aiutarci fin da subito a indirizzare le ricerche. Sapevamo
il percorso che avrebbe voluto fare Giampaolo, però parliamo di un percorso comunque molto impegnativo e molto lungo, quindi riuscire fin da subito a coprire queste zone qua in modo efficace ha richiesto parecchi sforzi, sia anche per le temperature, perché comunque in questi 7 giorni il meteo non ci ha graziato, diciamo. Infatti iniziavamo le operazioni intorno alle 7 del mattino apposta per avere le ore più fresche, e comunque utilizzare anche cinofili, anche i cani soffrono il caldo, e quindi non è stato facile, diciamo, essere efficaci, però ce l'abbiamo messa tutta e alla fine il risultato è arrivato, ecco. Raccontateci i momenti in cui appunto è stato individuato, è stato trovato, come poi è stato recuperato, e che cosa vi ha raccontato di queste lunghe giornate. Poi è stato un risultato che aspettavamo, che cercavamo chiaramente, però come tutte le ricerche fino al momento del ritrovamento non si sa come andrà a finire. Soprattutto dopo tanti giorni l'energia iniziano a calare, ma anche le energie mentali, perché comunque i soccorritori operano tutti i giorni, e arrivare all'ultimo giorno con la stessa motivazione richiede uno sforzo non indifferente. Quindi è arrivato al culmine di una settimana di sforzi, ed è arrivato proprio nella mattinata di sabato, proprio quando poi avevamo a disposizione abbastanza personale, insomma, sul posto, insieme al coordinatore dei Vigili del Fuoco, con cui insomma decidevamo insieme un pochino cosa era da fare, insieme a Raffaello, che anche lui era sul posto. Siamo arrivati a mettere in campo tutte le forze disponibili, che hanno dato il loro effetto. L'elicottero poi dei Vigili del Fuoco, che era stato utilizzato quella mattina per fare sia dei trasporti in quota del personale che per fare dei sorvoli, volando, cercando di bonificare delle zone, anche perché parliamo di zone molto impervie e zone anche con una copertura di vegetazione molto rigogliosa, quindi è molto difficile riuscire a vedere, soprattutto poi in posti così ripidi. E poi alla fine l'occhio, diciamo, allenato di uno dei tecnici è riuscito a individuare Giampaolo, che si sbracciava, diciamo, che cercava di farsi notare, e quindi da lì è nato tutto una catena di emozioni, penso, per tutti quelli che erano lì sul posto e per tutte le persone, insomma, che erano state coinvolte in questi 7 giorni. Trovarlo in quelle condizioni lì è stato anche, penso sia stato un lavoro tutto di Giampaolo, nel senso che il fatto di aver tenuto duro per tutti questi giorni, anche perché lui comunque ha visto passare già elicotteri, dal lunedì ha visto passare elicotteri, personale che lo chiamava, quindi deve essere anche mentalmente frustrante, no? Cercare di essere soccorsi, ma non poter insomma, chiamare nessuno, perché poi lì il telefono non prendeva, quindi c'erano tutte delle dinamiche abbastanza complicate. Poi hai visto passare l'elicottero 1 o 2 volte, ti chiedi chissà se torneranno ancora a passare nello stesso punto. Sì. Cioè immaginiamo quale possa essere, insomma, la difficoltà. I suoi pensieri, sì, sicuro. Ecco. Questa volta c'è stato un lieto fine, credo con grandissima soddisfazione anche per tutte le persone che si sono spese per tanti giorni. No, infatti, ma anche, insomma, fra noi i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza che ha partecipato alle ricerche attivamente, anche la Protezione Civile, ormai lì entra una dinamica di squadra proprio, no? Nel senso dove si collabora per avere il successo, no? Insomma, per avere un buon esito. Allora torno da Raffaello Patat per sottolineare proprio questo, sicuramente una grande prova di resistenza da parte del diretto interessato Giampaolo Baggio, che da solo è riuscito a sopravvivere in condizioni estreme per tutti questi giorni, ma come si diceva anche la resistenza dei soccorritori, che non hanno mai mollato, che non si sono mai arresi, e come ci raccontava anche Marco, riuscendo per tutti i giorni a dire andiamo avanti, facciamo, non perdere, insomma, la forza e la speranza di ritrovarlo. Chiaro, io penso sia alla base di tutto quello, il fatto della coordinazione, che come diceva Marco, dei vari enti, no? Lì li ha già specificati lui. Io aggiungerei anche i carabinieri e anche la polizia locale, perché c'erano anche questi in luogo, e comunque ognuno ha dato un contributo positivo. Facendo appunto, collaborando e sincronizzandosi, cercando di fare il più possibile, anche trascinandosi, no? A livello morale, perché è ovvio che ci sono dei momenti in cui sicuramente Giampaolo avrà avuto dei momenti di scoraggiamento, e li abbiamo avuti anche noi a Campobase, perché nel momento in cui non vedevamo il risultato si comincia a dubitare
di qualsiasi zona, anche dei bordostrada per intenderci. Quindi appunto il lavorare assieme e il trascinarsi nel portare un entusiasmo a quello che si sta facendo è una cosa che comunque è molto positiva. Io ho percepito questa cosa qui, quella giornata lì, anche perché era una delle giornate praticamente finali, dopodiché le cose sarebbero un po' alla volta calate, perché per iter, diciamo, operativo di solito dopo un po' di giornate si va calando. E invece quel giorno lì ho visto proprio un entusiasmo e un voler trascinare avanti la ricerca per fare degli ultimi tentativi, perché c'era ancora delle speranze che poi si sono rilevate, proprio alla fine abbiamo visto il risultato è stato assolutamente positivo. Quindi con questo anche ringrazio tutti gli enti che hanno collaborato con noi, che li ha già menzionati Marco poc'anzi, quindi la collaborazione prima di tutto per queste cose qua. Assolutamente sì, perché un gioco di squadra in queste situazioni è fondamentale. Cioè, immaginiamo queste condizioni, 7 giorni sono un tempo lunghissimo, lunghissimo davvero. E a tal proposito, uscendo un po' dall'episodio nel particolare, anche noi con il nostro mestiere più volte raccontiamo di interventi particolari che consentono a voi di arrivare in punti davvero difficilissimi da raggiungere, ma prima ancora che raggiungere c'è il problema dell'individuare queste persone, nel senso che oggi avete in supporto anche della strumentazione, e in questo chi va in montagna deve fare ovviamente la sua parte, che vi consentono di arrivare laddove forse qualche anno fa sarebbe stato impensabile riuscire ad arrivare, o quantomeno arrivarci in tempo. Sì, sono diminuiti i casi di ricerche, come una volta ce n'erano molte di più, di ricerche senza un indizio, per dire, no? Adesso abbiamo le possibilità con gli strumenti, con la tecnologia che ci aiuta, abbiamo la possibilità di avere delle geolocalizzazioni e quindi possiamo diminuire il numero degli interventi con ricerca ad ampia gamma e possiamo restringere un po' alla volta la zona. Questo caso qua, l'ultimo caso, non rientra fra questi perché non c'erano gli strumenti, appunto, e quindi ogni tanto dobbiamo tornare indietro negli anni e riproporre le tecniche che avevamo una volta. Quindi in questo caso proprio l'esperienza ha fatto la differenza laddove le tecnologie non sono potute essere d'aiuto. Allora abbiamo ancora un paio di minuti a disposizione che io spenderei cercando di far arrivare un messaggio a chi ci sta guardando. Siamo entrati nel pieno di questa stagione estiva, sappiamo che la montagna sarà sempre una meta, e per carità questo è bellissimo, abbiamo un patrimonio anche nel nostro territorio che è davvero straordinario, che è giusto valorizzare e che è giusto scoprire, ma è fondamentale farlo nel modo giusto. Allora ecco, qualche consiglio da dare a chi ci sta seguendo? Beh, chiaramente noi siamo di parte, quindi non possiamo dire che la montagna non possa essere che un'attrazione, è impensabile che noi dobbiamo solamente sostenerla, quindi noi diamo un invito alle persone più che altro a prepararsi prima, no? A preparare, come dicevo prima, preparare il percorso che si vuole intraprendere, prepararsi fisicamente, a prepararsi psicologicamente e a conoscere nella sua faccia migliore la montagna. Ovviamente quello che è successo pochi giorni fa magari ci fa un pochettino pensare che ogni tanto le cose non sono proprio così belle, però noi comunque non possiamo per queste cose dimenticare che la natura è questa e dobbiamo accettarla per quello che è. Marco, aggiungiamo qualcosa? Beh, a parte concordare insomma con Raffaello, perché io penso che, come ha detto lui, la montagna vada frequentata, cioè non possiamo pretendere insomma né di controllarla, perché la montagna e la natura insomma sappiamo benissimo che seguono i loro ritmi e le loro regole e bisogna solo adattarsi e giocare alle loro regole ed essere preparati in modo da divertirsi e tornare a valle divertendosi, insomma, no? A ridurre, come si diceva, il più possibile il rischio, che in montagna e non solo in montagna non è mai zero. Ringrazio moltissimo Marco Basso Bondini e Raffaello Patat per essere stati qui con noi questa sera. Naturalmente a loro buon lavoro, speriamo che non ne abbiate troppo naturalmente, e grazie per quello che fate per le nostre montagne. Grazie anche a voi che ci avete seguito da casa. Alla prossima, arrivederci.